Benvenuti, buon anno nuovo perché tanto è del 2020, questo è il mio primo video del 2020, ma soprattutto è il primo giorno senza febbre del 2020. Sì, siamo appena al 1° gennaio e io il primo giorno senza, cioè io ho cominciato proprio con la febbre. 3, 2, 1 e ciu è stato il mio capodanno. Comunque spero che invece voi ve la siate passati bene, che vi siate divertiti e tutto cose. Sono molto felice se così fosse e se così non fosse mi dispiace tanto. Raccontatemi qua sotto nei commenti come avete passato il vostro capodanno. Non mi voglio dilungare troppo perché mi scoccio di parlare troppo e tengo ancora un po' di raffreddore. Guardate la mia faccia quanto è sfatta. Quindi vi voglio semplicemente invitare qualora voi seguiate Twitch, a seguirmi su Twitch, perché sto facendo delle dirette dove sbario su Fortnite con i miei amici, mi diverto ogni tanto. E tra l'altro ho attivato pure TikTok. In più, se avete Instagram e mi volete seguire su Instagram, mi fa molto piacere perché lì faccio altri contenuti totalmente diversi da questi, a volte anche legati a questi, ma totalmente diversi da questi. In ogni social del genere, su Twitch, mi chiamo Twitch/youtuber, vabbè comunque trovate sotto nella descrizione trovate tutti i link per i miei canali. Adesso voglio andare subito a commentare il nuovo video perché mi ha sconvolto, io certe cose purtroppo non sono scendere da anni. Il vostro procura trash e ammazzatore di neomelodici è tornato, quindi Buffy mi fu buff. Adesso vi devo spagnare proprio. Cominciamo col nuovo video. E se non l'avete ancora fatto lasciate un mi piace a questo video perché è molto importante. Basta, ciao, vado a fare il video, ciao. Una mamma in tuta che accompagna la figlia fuori una chiesa. La figlia che si nasconde dietro la colonna e appende la scuola, penso che sia la scuola. Bella per me. Pare la voce ufficiale di Baby Shark questa è. Occhi stupendi perché Occhi stupendi che non si vedono mai, ma siete piccoli tra l'altro ragazzi, dovete andare a scuola. E poi occhi stupendi, c'ha gli occhiali che le coprono fino a retina, come fai a vedere? io non so stare più lontano da te. Vabbè, voi andate a scuola, alle 4 del pomeriggio, fa bim bum bam, vi bevete il succhio di frutta e poi vi vedete. È facile, no? Sì, però forse è un po' troppo precoci, ragazzi, cioè siete piccolissimi, vi dovete ancora godere un sacco di serie, Pokémon Oro, Pokémon Fuoco, Pokémon Game Boy, Game Boy. Pokémon si manca dettaggio suonata. Ma questo non può determinare il fatto che non si aiuta a scuola e pisa a scuola. E tua mamma con la tuta, povera signora con la tuta, che signore con la tuta sono sempre più quelle che subiscono di più. Non lo sa. Dammi le tue mani, forza corriamo. Anzi andiamo piano che la capa ci rompiamo. Giurami però che non ci lasciamo. Quante ansie a quest'età? E quando è arrivata all'età mia, che fai? Non ti pago pure respirare? Se non l'hai capito, io ti voglio sposare. Sì, immagino che abbiate pure già 2 figli di 14-15 anni. Lo giuro sul mio cuore, tu sei quell'emozione che non si può spiegare. Ma che ne sanno loro che non hanno visto manco Mila e Shiro, piccoli problemi di cuore? Ma come fai ad innamorarti senza aver visto piccoli problemi di cuore, dai? Lo sai amore, che dentro il mio cuore Ci vive un dottore. io porto il tuo nome, che appena mi fa stare. Vai Giulia, per favore, tornate a casa e va a fare su pilatto, per piacere. Guardami, amore, dimmelo, mio cuore. Il mio cuore è il suo nome. Si chiama Benny Mio Cuore. Dai e se possiamo insieme amare sta. Sì, non vi lascerete mai. Per i prossimi 700 anni che vi restano da vivere, perché siete piccolissimi, non vi lascerete. Ma potete a scuola. Amore, giura. Ma se allora lo sapete entrambi, perché ve lo continuate a ripetere? Voi che siete esperti dell'amore? Ma vado a giurare che state insieme per sempre, è normale che non è finita. Poi non lo puoi chiamare vita, si sa ti richiama croc. Dimmelo che mi vuoi, Diglielo che la vuoi. perché tanto lo sai, io non ti lascerò mai. Bene, questo patto di amore eterno, dove vi giurate di condividere caramelle, cioccolata e zucchero filata, è fatto. Ora potete tornare a casa che siete piccolini? Noi andiamo oltre, ma poi perché già è sì? Ma i genitori a sti creature che fai? Li lasciano fuori dalla scuola e poi dicono quando vuoi tornare torna. Già tengo il chiave pronto per casa mia. Non ci credo, che cacchio sto vedendo? Cioè veramente anche solo nel video hanno fatto toccare il culo a un ragazzino e a una ragazzina e lui dice tengo il chiave da casa mia già pronte. E poi gli imbicca con le caramelle gommose che là che si vendono nel periodo di carnevale. Sono sconvolto. Cosa stiamo parlando? Che stai a parlare, dai? Tu non ne manca pensare.
cosa. E intanto già tiene la mano morta, hai capito? Manco tempo di nascere subito. Oh, sarà visto mille scene, ma Pierino sicuro se l'ha visto. Te sei scordato, tu non mi puoi toccare. Penso che stai scordato perché quello che ha fatto prima, al di là di tutto lo scherzo del video, però pure un videomaker, poteva evitare, no? Fammi sentire un calore rintasco i braccia. Da chiappopata pensa che te l'hanno cazzotto in faccia. Tu rengo permesso solo ma tu che faccia. Non so se riesco ad assistere veramente a tutta questa roba, sto contenendo la mia rabbia repressa in questo momento. Ma per tutto il resto sai che devo scordare. Ah, ma faccio fai una carezzina, ma non oltre. Pure se io ti amo amore. Sì, anche perché ci sono molti anni avanti, avete bisogno di imparare cose. Ma no! Fortnite, non mi piace Fortnite. Lo giuro sul mio cuore, tu sei quell'emozione. Vabbè, questo è tutto molto chiaro e non vi lascerete mai. Non so se è chiaro anche per voi. Io so che loro si amano e non si lasceranno mai, per l'eterno. Che va comunque molto meglio dei miei rapporti degli ultimi 10 anni. Quando andiamo al centro commerciale all'Apple Store, secondo me questo creatore tiene pure la macchina e la casa di proprietà. Lo sai amore. Eh sì, se la porta pure in sala giochi. Avrà fatto una rapina una vecchia sto creatore prima di entrare a scuola. Che bene mi fa stare. Tutto molto tenero, se non mi spaventasse così tanto. Guardami. Li capisco, la mente è aperta e tutto, ma hanno 6 mesi questi ragazzi. Perché? Amore, je vous jure. Ah, le ha regalato un cuscino. Poi, prossimo passo è Federico Matarazzo. Ti amo vita, tra noi non è finita. Tua figlia Maria Rita. Dimmelo che mi vuoi, perché tanto lo sai. La cosa buona è che si abbracciano dalla mattina alla sera. Non so due vogliono, sono due biscotti. Gli abbracci, capito? Io non ti lascerò mai, ma proprio mai. Ti amo, lo sai. Mai, sì, lo sappiamo. Ecco, un ultimo abbraccio. Voi che ci state guardando sicuramente starete ridendo. No, ridendo no, io la trovo più sconvolgente come cosa che ridendo e sono serio stavolta, non è nessuna battuta. Ma noi ci siamo veramente innamorati. L'età giustissima, con l'amore a quest'età nasce, no? Oh, noi ci siamo fidanzati. Un po' in ritardo, perché io quando ero un embrione già ero sposato con 2 figli. Però voi con calma. Lo giuro sul mio cuore, No, se si danno pure il bacio, mi metta a bacio, ve lo giuro. tu sei quell'emozione E lei si è scansata, ecco. che non si può spiegare. Bene, io non so perché, ma questa cosa mi sa tanto di quelle montature che si studiano a tavolino della serie. Dai, sono 2 ragazzini, diciamo che si sono fidanzati, li facciamo abbracciare, facciamo la canzone insieme. Io non è che ho 60 anni, ho 28 anni e anche io vivo da sempre di sogni e ho sempre vissuto con la passione e con il sogno della musica e bla bla bla. Però io mi chiedo una cosa, più che altro, non è rivolto solamente a questi ragazzini qua o ai genitori di questi ragazzini qua. Nel caso generale della musica neomelodica, che molto spesso, forse troppo spesso, vede ragazzini troppo piccoli cantare e recitare argomenti che forse sono un po' troppo grandi per loro. Cioè tipo, quanti anni potranno avere loro, insomma. Non trova manca carino che anche solo per la finta del video si fa finta di mettere la mano al culo. Vabbè, ma questo magari è un pensiero mio. Quando ero piccolo e avevo il sogno della musica, mia mamma mi diceva sempre che qualora avessi voluto cantare, come prima cosa avrei dovuto terminare gli studi. Con questo non sto mettendo in dubbio che i ragazzi frequentino la scuola, sicuramente, però giocare a fare i cantanti, soprattutto perché la musica ha bisogno estremamente di essere studiata, perché la musica va rispettata e non si può prendere così e domani fa il cantante, perché non dare a questi bambini la possibilità di fare alla loro età le cose che si fanno alla loro età? Esempio, io che ho 28 anni, domani mattina scendo e vado in un negozio di giocattoli a comprare i personaggi di Dragon Ball e mi metto per stare a fare risulto ridicolo, perché non è una cosa per la mia età. Io trovo ridicolo e frustrante vedere ragazzini che giocano a fare queste cose e ho sentito troppe volte, credetemi, ma troppe volte nell'arco degli anni che frequento questo mondo, insomma, di genitori che dicono no, ma quello lo fa per scherzare, la prima cosa è la scuola. Io ho i miei dubbi, spero che loro veramente si divertano totalmente e che non gli vengano costruite false speranze. Ovviamente io non parlo da genitore, non parlo da psicologo e cose simili, però parlo da persona che fa parte di questo mondo, che ama la musica e che non solo io, ma forse tantissime persone vi possono assicurare
E questi ragazzini hanno bisogno tanto di studiare musica, ma tanto. E non c'è facile fare sti cose. Se a questa età ci facete fare i video, lo si mettono in mano un coppo culo, per favore. Io la prima mano sul culo l'ho messo quando mi sono fatto la prima autobidee, pensate un po'. Vabbè, comunque io adesso devo andare, vi ricordo di seguirmi su tutti gli altri social, su YouTube iscrivetevi, Twitch, TikTok, mi chiamo sempre YouTuber da tutte le parti, soprattutto su Twitch faccio dirette tutti i giorni. Quindi iscrivetevi, ma me ne vado, lascia mi piace e tagga un amico, vado un attimo a fare così in botta di sfogo con calma.